pomeriggio sono andato a Venezia, tant'è che il 25 aprile c'è un ritrovo spontaneo da più anni da parte di, diciamo così, indipendentisti, autonomisti, ma comunque persone che hanno a cuore Venezia e il Veneto per quello che è, per quello che rappresenta. In questa occasione, dato che siamo noi indipendentisti, ma diciamo anche autonomisti, molto vicini a quello che è il discorso anche della Catalogna, abbiamo pensato di sviluppare un progetto, un qualcosa di particolare, cioè una camminata dei leoni marcianti che partirà da Marghera per arrivare fino a Venezia. È una camminata assolutamente apolitica, apartitica, ormai no, non è politica, è apartitica, che è diverso. È apartitica, sarà una camminata in compagnia con tanti veneti che hanno a cuore il Veneto, sventoleremo lungo tutto quanto il Ponte della Libertà, questi gonfaloni, per ritrovarci poi, ribadisco, in un contesto, in un convivio assolutamente gioviale tra tutti, a festeggiare la giornata di San Marco in piazza San Marco. Con l'occasione, colgo l'occasione, dato che insomma qui di fianco abbiamo la Lega Una Volta Nord, che comunque aveva nel suo DNA anche e questa è una stoccatina che una stoccatina guarda che alle comunali corriamo con Lega Nord Liga lo so che correte con quelli ma infatti c'è qualche su quello che ci sarebbe da discutere c'è una complessità nella dinamica vostra. Comunque io so che da Re è sicuramente un Veneto doc, guarda, mi ci gioco molto su questa frase. Ciò nonostante, oggi abbiamo una Lega nazionale che credo e spero sia diversa dalla Liga Veneta, per certi versi, è un'altra stoccatina, dove da una parte abbiamo per l'appunto una Lega nazionale, da un'altra parte io credo onestamente e spero onestamente che la Lega del Veneto, che è rappresentata da persone che io stimo anche in Consiglio regionale, abbia a cuore ancora quella parola nord e quel primo articolo dello statuto della Lega che era per l'indipendenza della Padania, se non ricordo male. Il primo articolo, me lo puoi ricordare il primo articolo? Sì. Che è esattamente? Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Bene, allora la Lega Nord aveva questo articolo, non so se ci sia ancora quell'articolo. C'è ancora. Allora, a maggior ragione non cambia nulla, dice invito indipendentemente da nord o non nord. Invito il segretario della Liga Veneta a venire assieme alle persone, ai veneti che si presenteranno a fare questa manifestazione. Ma invito tutti i veneti in realtà. Sì, no, ma voglio dire, al di là dell'appartenenza politica e non partitica, è un modo per tenersi in forma, mi pare, no? Anche perché voglio dire, infatti la mia preoccupazione, insomma, mi pare che i chilometri ci siano. La mia preoccupazione è proprio quella, cioè nel senso che ho messo tanti anni a fare questi chili e ho paura di perderne qualcuno nella camminata del ponte. Pronto, buongiorno.